Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Un po' di tempo fa avevo prodotto a casa un po' di charcloth di cotone carbonizzato, partendo da una vecchia maglietta, una vecchia canottiera in cotone che non utilizzavo più. Poi l'avevo messo in una bustina, l'avevo lasciato nello zaino e lì è rimasto. Ieri sono andato a mettere a posto lo zaino, l'ho trovato e ho deciso che era il caso di fare una prova. Quindi oggi sono uscito un paio di orette. Adesso camminerò una mezz'oretta circa per giungere in un posto. Appena trovo un posto adatto farò questa prova. Ecco, allora volevo mostrarvi un po' la situazione meteo che sta volgendo verso il critico e siamo al 25 di marzo ma la neve non molla quest'anno. Poi non è proprio neve, è più pioggia ghiacciata, comunque si sta già accumulando al suolo, diciamo. Poi non pensiate che io sia in alto, sono a 1090 metri e la situazione è questa. E vabbè. Allora, il tempo si è un po' calmato, sono sotto gli alberi e insomma sembra, forse ce la posso fare. Quindi questo è charcloth, come dicevamo, cotone carbonizzato. Adesso lo andrò ad accendere con l'aciarino. Poi però questo sistema di accensione ha bisogno di un'esca, di solito si usa erba secca. Io l'ho raccolta prima che iniziasse a piovere, ne ho trovata un po'. Si fa un nido di erba secca in cui accendo il charcloth, lo appoggio dentro, appoggio la brace, poi soffio, il fuoco si accende e poi posso portare il fuoco di paglia, che durerà poco, ai soliti ramoscelli secchi piccolini. Andiamo a vedere se funziona e se sono capace soprattutto. Ecco, adesso si è acceso. Ce l'ho fatta, è stato un po' difficile perché l'erba probabilmente non era così asciutta. Ho dovuto usare 3 pezzettini di charcloth, accenderli tutti con l'aciarino, poi soffiando abbastanza forte sono riuscito ad accendere il fuoco. Purtroppo la legna, adesso ovviamente ha piovuto prima, la legna è un po' bagnata, andava spaccata, bisognava fare un lavoro più lungo, però visto il tempo vorrei sbrigarmi velocemente e tornare alla macchina. Vediamo se riesco a tenerlo acceso abbastanza, vi faccio anche vedere rapidamente come fare il charcloth. Allora, per fare il charcloth serve un barattolo di latta, va bene di qualsiasi forma, a cui sopra si pratica un foro, io l'ho fatto col cacciavite. Poi serve un tappo, questo, un tappo che chiuda. Ultima cosa, serve del materiale, del cotone, del materiale vegetale. Oggi useremo cotone naturale, una maglietta, un paio di mutande, quello che volete. Funziona anche con i jeans, ho letto su internet. Si appoggia il pezzo di cotone, si possono mettere quanti si vogliono, adesso io vi faccio un esempio con uno solo. Si appoggia in modo che stia dentro, si chiude e questo va messo sul fuoco. Adesso si aspetta, tra un po' inizierà a uscire fumo dal buco, fumo bianco molto denso, e si aspetta che il fumo finisca. Quando, ecco, vedete che inizia, un pochino, tra un po' sarà molto più forte. Quando il fumo smetterà di uscire si aspettano
un paio di minuti, ancora dipende quanti pezzettini aveste inserito e quanto grandi sono. Si aspetta un paio di minuti e poi si può aprire. Allora, una volta terminato il processo, si può andare ad aprire. Sì, ok, si apre e come potete vedere abbiamo un pezzo di cotone naturale carbonizzato, prodotto in 5 minuti, 10 neanche. Allora, il tempo si è calmato, quindi sono riuscito a farmi una tazza di caffè, di Nescafè, e beh, vi farò due considerazioni sul char cloth. Allora, la giornata non era delle migliori per fare questa prova, in quanto l'erba era tutta bagnata. Appena è iniziato a piovere io ne ho raccolta un po' sotto un pino che era secca, però era un po' umida, difatti ho fatto fatica, ho dovuto utilizzare 3 pezzettini di char cloth, ho dovuto soffiare molto, però alla fine ce l'ho fatta. Sicuramente in una giornata tanto umida non è un sistema da utilizzare, bisogna utilizzare qualcos'altro. In generale non è un sistema molto rapido per accendere il fuoco perché non è un'esca diretta, diciamo, mi serve sempre qualcosa a cui spostare la brace, non ho la fiamma viva, mentre non lo so, ad esempio secondo me la corteccia di betulla o il fatwood sono molto più efficienti, diciamo. Nonostante ciò può essere un metodo divertente da utilizzare ogni tanto. C'è anche da dire che principalmente questo sistema viene utilizzato quando si usa l'acciarino, quello formato da la selce e un pezzo di ferro al carbonio, no? Il vero acciarino. Comunque, ripeto, può essere un metodo divertente anche può essere un metodo divertente da utilizzare quando uno ha un po' di tempo. E adesso finisco il mio Nescafè, dopo tornerò alla macchina. Sì, il tempo sembra tenere, speriamo che non mi faccia brutti scherzi. E spero che il video vi sia piaciuto. Per oggi vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!